I cittadini purtroppo sono stati spogliati della loro identità, dei loro averi, quello che è stato il risparmio di anni. In modo particolare siamo stati truffati sulla fiducia, che già Renzi e Padoan all'epoca ci avevano detto che il sistema bancario italiano era solido e sano. Non è stato così. Oppure il sistema era solido e qualcuno ha voluto rubare, come l'ho sempre detto, i risparmi a oltre 200.000 famiglie. Che siano rimasti in mutande non è un modo di dire e Loris Mazzorato, già sindaco di Resana, lo ribadisce fuori di metafora. Nonostante i pochi gradi sopra lo zero, il sit-in di risparmiatori fuori dall'aula bunker di Mestre è più di un promemoria e va oltre il processo di giornata. Oggi si vuole processare Consoli, però io dico sempre, Consoli non è altro che un capro espiatorio. Lo ricordo sempre che a novembre 2014 Veneto Banca ha superato gli stress test di Banca Centrale Europea. I risparmiatori veneti sono state le vittime di questa operazione. Il territorio veneto è stato privato di un sistema finanziario che era estremamente importante per il sistema economico veneto. Oggi il Veneto non ha più istituti di credito proprio. La partita non è solo giudiziaria ma politica, in tutti c'è la consapevolezza che solo lo Stato può riparare parte dei danni subiti dai truffati delle banche. Il riferimento è al fondo per i risparmiatori. La legge FIR mette a disposizione dei risparmiatori 1.500 milioni. Quella base è stata erogata, avanzano 540 milioni, quei 540 milioni che fanno parte della dotazione FIR ancora non sono stati distribuiti ai risparmiatori. Noi chiediamo che lo Stato onori le proprie leggi e paghi 383.050 euro. Risparmi di una vita. Di 3 generazioni. 160.000 euro che erano ancora delle azioni di mio nonno, di mia mamma, e io in fiducia di questo ho pensato di utilizzarlo come la musigna, come si vuol dire, no? 15 anni che sto soffrendo. Vado in pensione e rimango senza soldi. Potevo avere le mie giornate, decidere, fare, il piacere di vivere la vita. Me l'hanno tolto.